Pronto? Mi senti Mario? Ah, perfetto, Come ti sembra la voce? perfetto, possiamo già andare. Ascolta, Sergio, eh, Dimmi da, tutto. da critico cinematografico a regista, salto nel buio, tutto facile. No, direi che non è un salto, perché resto giornalista, resto critico cinematografico soltanto nella cosiddetta epoca della multimedialità. Certe volte è necessario usare altri mezzi per poter esprimersi. In questo caso il documentario L'insolito ignoto, vita acrobatica di Tiberio Murgia, rispondeva a questa esigenza, perché la prima idea era quella di farne un libro a più voci, illustrando la vita artistica e privata di Murgia. Poi subito mi sono accorto invece che metterlo davanti a una cinepresa avrebbe funzionato di più, perché la sua faccia, quel suo portamento così caratteristico, quell'alterigia che si portava dietro col mento all'insù, valeva più di 1000 parole. Ed ecco così che è nata l'idea di fare un documentario. Tu hai avuto modo di conoscere Tiberio? Conoscevo Tiberio da tempo perché l'avevo più volte intervistato ed ero sempre rimasto affascinato dal suo essere attore e dalla sua storia. Mi sono accorto subito che la sua storia, così come l'aveva consegnata agli altri colleghi giornalisti, anche in un piccolo libretto autobiografico, era una storia di un attore, cioè piena di bugie, cioè lui ingigantiva le cose, le inventava con grande fantasia. E quindi il primo patto che abbiamo fatto è stato quello di raccontare stavolta tutta la verità e lui ha consentito. È vero che per Tiberio Murgia erano inaccessibili le due isole. No, insomma c'è molta mitologia. È vero quello che si racconta che lui una volta che è diventato famoso è tornato a Veristano un giorno quando aveva una tournée teatrale e ha avuto un diverbio con uno del paese che è finito a colpi, come si dice, e lui era rimasto un po' scottato da questo, non voleva tornare a Oristano e pensava che, insomma, pensava in fondo che gli oristanesi fossero molto invidiosi e gelosi di lui. Poi le cose si sono naturalmente rimesse a posto e con il paese, con la Sardegna, ha mantenuto sempre un buon rapporto, anche perché in Sardegna aveva ancora i figli, la famiglia, gli amici, e poi soprattutto perché chi lo conosceva bene, quando ci si incontrava si parlava in sardo, in dialetto, lui non l'ha mai dimenticato. Con la Sicilia invece qualcuno è stato identificato come un siciliano a lungo e molti anche dopo la morte hanno pensato che fosse davvero siciliano. In realtà quel meraviglioso falso d'autore che gli aveva creato Monicelli lo vestiva a pennello perché aveva questa faccia meridionale da siciliano che poteva venire scambiato, ma a parte qualche piccola cosa nel documentario si racconta anche per esempio di un rapporto un po' burrascoso dopo i primi film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che erano siciliani veri, che insomma non lo vedevo di buon occhio perché pensavo che in fondo gli avesse rubato il posto. Sergio, il tuo lavoro è stato accolto bene da tutti, ho visto le recensioni. Forse l'unica nota, non negativa, ma la critica ho letto su Dagospia, che bellissimo lavoro, forse un po' troppo lungo. Ma diciamo che non avendo un produttore alle spalle ed avendolo autoprodotto con una società di Cagliari che è la Cagliari di Luca e Davide Melis, che considero per il lavoro che abbiamo fatto insieme coautori del film, a tutti gli effetti, sono i produttori ma sono anche Davide il montatore e Luca direttore della fotografia, ci siamo presi anche il lusso di poter andare un po' oltre, ma devo dire la verità che tutti quelli che l'hanno visto poi non hanno sentito questa lunghezza, anche perché il film scivola via raccontando vita privata e vita pubblica, ci sono 35 persone che parlano, che sono attori famosi, da Claudia Cardinale, Lando Buzzanca, Gina Rovere, Riccardo Garrone, Enzo Carinei, Nino Castelnuovo, Valeria Fabrizi, Maria Grazia Buccella, via via fino agli amici d'infanzia e soprattutto ai familiari.
questo tuo lavoro, per fare questo documentario, film, quanto tempo hai impiegato? Circa 2 anni e mezzo, ma sono stati giorni di lavorazione interrotti da lunghi mesi di pause perché non c'erano i soldi per farlo e quindi ogni volta che ci dovevamo muovere dalla Sardegna dovevamo cercare di mettere insieme 4 o 5 persone da intervistare per poter rispettare quel piccolo budget che ci eravamo dati. Avremmo potuto finirlo anche prima, però ce la siamo presi anche in questo caso con calma. Eh, Poi l'altra cosa che viene fuori è il fatto della bugia di Marcinelle. Sì, allora come dicevo prima, lui è stato un meraviglioso bugiardo, un Pinocchio mai cresciuto. Nel documentario sono smentite tante bugie. Gli ho lasciato alcune sue piccole esagerazioni perché stavano in fondo bene nel personaggio. Però la storia di Marcinelle, che lui fosse andato in Belgio a fare il minatore immigrato e che si fosse salvato dalla terribile tragedia perché aveva deciso di passare la notte con la moglie di un suo collega minatore che era andato a fare il turno, era totalmente inventata. Nel film viene smentita e lui stesso alla fine, su una domanda precisa della figlia, dice che sì, per avermi inventato tutto. Ascolta, E invece, così come l'altra bugia, che quella, lui diceva di essere stato radiato dal PC e dal Partito Comunista al quale era iscritto per una questione di donne perché aveva messo gli occhi su una donna di un compagno. Anche questa non corrisponde assolutamente a verità e un suo amico d'infanzia nel film, Giovanni Pinna, smentisce anche questo. mentre è assolutamente vero, la nomea che fosse un grande seduttore. Sì, era come si dice uno sciupafemmina, nel senso che era la sua ossessione, più che un Don Giovanni che diciamo aveva il gusto della seduzione, sì. Forse c'è gli si attaglia bene del Don Giovanni di Mozart una frase del libretto di Lorenzo da Ponte che dice non si picca se si è ricca, se si è brutta, se si è bella, purché porti il cane alla gonnella, voi sapete quel che fa. Ecco, lui quando aveva la gonnella perdeva la testa. E infatti lui è emigrato da Oristano non per cercare lavoro, ma perché per questioni di tradimento di donne e di figli illegittimi che c'erano in giro. Sergio, questa è stata, non lo so, poi me lo direi tu, la tua prima uscita pubblica, anche importante, al Festival di Roma. Sei appena rientrato anche a Cagliari. Quali Sì, no, impressioni? è stata una piacevole sorpresa, siamo stati felici che il Festival di Roma abbia selezionato questo documentario, era un evento fuori concorso insieme ad altri più grossi, c'erano documentari su Tornatore, su Montaldo, su Verdone, quindi è stato un bel riconoscimento. Il piacere è stato ricambiato, credo, perché il film insomma poi è piaciuto a tutti, ecco. Allora, chiudiamo questa conversazione. Sicuramente avrai altri lavori in cantiere, ma tra tutte le persone che hai intervistato a proposito di Tiberio, c'è qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche persona che ti ha colpito in modo particolare? Ma sono rimasti fuori tantissimi aneddoti, curiosità, racconti e ho dovuto tagliare. Paradossalmente sarebbe potuto uscire quasi un'altra storia di un italiano, Alberto Sordi, soltanto da un punto di vista più proletario, anzi sottoproletario, meridionale. Aneddoti ce ne sono tanti, però devo dire la verità, ringrazio molto i figli di Tiberio che hanno adottato il progetto e con grande affetto ci hanno seguito e ci hanno aperto le porte anche del loro primo
giudizio Tiberio era un grande attore o solo una macchietta? Devo dire la verità, io credo che lui avesse la faccia giusta per fare quel tipo di cinema, quel tipo di ruolo. Quando è stato messo alla prova per parti più consistenti non ha dato il meglio di sé. Aveva necessità di un cinema, di altri registi capaci che lo potessero dirigere, come Monicelli, come Nanni Loi, come Vittorio De Sica, che hanno saputo usarlo al meglio. Invece gli altri hanno preferito usare la maschera di Ferribotte, questa maschera di Siciliano, e via via, replicandola nel tempo, negli anni, per centinaia di volte, questa maschera ha finito per usurarsi, per consumarsi, per diventare proprio una macchietta e perdere la forza iniziale che aveva il Feribotti di Silvio Tignoti, che aveva dentro l'idea di un personaggio grottesco, ironico, e via via queste caratteristiche le ha perse dopo. Grazie. Grazie.